Eder. Mac. Pallister. Volvera il dramma di Chiara e Simone. Non ne poteva più. Lui era uno stalker. Ossessione e follia prima del duplice omicidio. Chiara Spatola non ne poteva più. Quel vicino era diventato per lei un incubo quotidiano. Quell'uomo era un vero e proprio stalker. L'aspettava tutti i giorni sotto casa. Quello sguardo la spaventava. Lei e Simone non vedevano l'ora di trasferirsi. Ormai contavano i giorni che li separavano dal trasloco. È il drammatico racconto di un'amica di lunga data della ventottenne che descrive senza filtri i tormenti vissuti da Chiara e dal fidanzato Simone Sorrentino negli ultimi 2 mesi. La giovane aveva confidato più volte alla famiglia e agli amici il suo stato d'ansia crescente. Da quando a febbraio era arrivato un nuovo vicino di casa, non si sentiva più al sicuro nemmeno tra le mura domestiche. Le prime tensioni. Un vicino scomodo, Andrea Longo, 34 anni, autotrasportatore, si era trasferito a Volvera da Saronno per motivi di lavoro, trovando impiego all'interporto di Orbassano. Fin dai primi tempi i rapporti di vicinato si erano rivelati tesi, inizialmente per motivi apparentemente banali. Longo si lamentava dei rumori causati dalla 500 Abarth di Simone, che a suo dire faceva vibrare i vetri delle finestre ogni volta che usciva dal parcheggio. Chiara e Simone, per evitare discussioni, avevano deciso di parcheggiare l'auto in strada anziché nel cortile interno del palazzo. Ma ogni tentativo di distensione era risultato vano. Con il passare dei giorni, Longo divenne sempre più invadente, arrivando a bussare spesso alla porta della coppia per lamentarsi delle più disparate questioni, fino a quando il fastidio si trasformò in qualcosa di molto più pericoloso, una morbosa ossessione per Chiara. «Lascia perdere quel ragazzino del tuo fidanzato, scegli un uomo vero come me», avrebbe detto più volte Longo alla giovane, in un crescendo di comportamenti molesti. Un rifiuto che non accettava Chiara lo aveva respinto in modo chiaro e deciso, cercando di evitarlo il più possibile. Ma Longo non accettava quel rifiuto. La ventottenne aveva confidato più volte il suo disagio e la paura crescente sia alla famiglia sia agli amici più intimi. Aveva paura del suo stalker, quell'uomo era ossessionato da lei, racconta ancora l'amica. Aveva iniziato a comportarsi con prepotenza, sottolineava di essere più grande e più forte di Simone, un atteggiamento che Chiara non sopportava. Poi ha iniziato ad avere paura vera quando ha notato che la aspettava sotto casa. Ogni volta che rientrava dal lavoro o usciva per commissioni, Chiara sentiva lo sguardo di quell'uomo addosso. Una presenza minacciosa e costante che aveva trasformato la sua vita in un incubo. Il trasloco come unica speranza. Chi conosceva bene Chiara e Simone sapeva quanto fosse diventato insostenibile il loro rapporto con il vicino, ma forse per la speranza di un'imminente svolta, la coppia non aveva sporto alcuna denuncia formale contro Longo. Il 20 maggio avrebbero finalmente dovuto traslocare nella nuova casa di Rivalta, nel torinese, un'abitazione ristrutturata con sacrifici e tanta speranza per un futuro migliore. Sarebbe stato l'inizio di una nuova vita, lontani da quell'uomo che aveva reso la loro quotidianità un inferno. La tragedia. Giovedì pomeriggio, dopo il lavoro, Chiara e Simone erano andati a scegliere le piastrelle per la nuova casa presso un negozio di Orbassano. Una tappa normale, in vista del grande passo che li attendeva. Tornati a casa, verso le 19:50, hanno trovato ad aspettarli la furia omicida di Andrea Longo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Longo avrebbe agito con premeditazione. Armato di un coltello da sub, ha aggredito la coppia alle spalle appena rientrata nell'appartamento. Chiara e Simone hanno cercato disperatamente di fuggire, riuscendo a raggiungere le scale, ma Longo li ha inseguiti, colpendoli ripetutamente anche nel cortile condominiale. Nonostante il tentativo di fuga, i 2 giovani sono stati raggiunti e uccisi. Dopo il duplice omicidio, Longo si è tolto la vita usando la stessa arma. Gli ultimi segnali, il malessere e i farmaci. Poche ore prima della tragedia, Longo aveva contattato il 118 lamentando un forte malessere. I sanitari intervenuti avevano riscontrato difficoltà respiratorie attribuite a uno stato d'ansia acuto. Dopo averlo assistito, anche con una ventilazione d'emergenza, i medici avevano lasciato l'appartamento, ritenendo che l'uomo potesse rimanere a casa. All'interno dell'abitazione di Longo sono state trovate diverse confezioni di ansiolitici. La Procura di Torino ha acquisito la registrazione della telefonata con il 118 e sta approfondendo anche questo aspetto,
cercando di ricostruire il quadro psicologico dell'aggressore prima del gesto estremo. Triplice omicidio a Monreale, notte di sangue in Piazza Duomo, 3 giovani assassinati, 2 feriti. Indagini serrate, Monreale. Una serata qualunque si è trasformata in un inferno di sangue. È bastata una discussione, forse una scintilla banale per scatenare la furia omicida. Nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2025, il cuore di Monreale è stato teatro di un triplice omicidio che ha lasciato una città intera sotto shock. 3 ragazzi, Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 26 anni, Andrea Miceli, 26 anni, sono morti crivellati dai colpi di pistola esplosi in pochi secondi di pura follia. Altri 2 giovani sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. La dinamica, una rissa, poi gli spari. Tutto ha avuto inizio intorno alle 23:30, davanti a una pizzeria in Piazza Duomo, nel pieno centro storico di Monreale. Secondo una prima ricostruzione, 2 gruppi, uno composto da giovani di Monreale, l'altro da ragazzi provenienti dal quartiere Zen di Palermo, avrebbero iniziato a discutere animatamente per motivi ancora da chiarire. Le versioni parlano di una lite degenerata per uno sguardo di troppo. Forse una parola pesante detta senza pensarci. In pochi minuti la situazione è precipitata. Spintoni, urla e poi l'improvvisa comparsa di una pistola. Uno dei presenti, che secondo gli investigatori sarebbe tornato appositamente in auto a prendere l'arma, ha aperto il fuoco nel mezzo della folla. Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo sono stati centrati al torace e alla testa. Soccorsi e trasportati d'urgenza agli ospedali Civico e Ingrassia di Palermo, sono morti poco dopo l'arrivo. Andrea Miceli, ferito gravemente, è spirato durante la notte nel reparto di rianimazione del Civico. Altri 2 ragazzi, anche loro coinvolti nella rissa, sono rimasti feriti alle gambe e alle braccia. Non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini. Caccia ai killer. Sul luogo della strage sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Palermo e della Compagnia di Monreale, insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche. La scena era devastante, sangue ovunque, bossoli a terra e decine di giovani in preda al panico. Le telecamere di videosorveglianza della zona sono state acquisite e sono ora al vaglio degli investigatori. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto 2 individui armati allontanarsi in fretta a bordo di uno scooter, diretti verso Palermo. Non si esclude che gli autori del massacro siano soggetti già noti alle forze dell'ordine, legati ad ambienti criminali del capoluogo. È stata una cosa fulminea, nessuno si aspettava che si arrivasse a questo punto, racconta un ragazzo che era presente. Prima ridevano, scherzavano, poi in un attimo si sono presi a spintoni e sono partiti i colpi. È stato un inferno. Il procuratore aggiunto di Palermo, Ennio Petrigni, ha aperto un fascicolo per triplice omicidio aggravato e tentato omicidio. Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio intorno a 2 sospetti, le cui identità potrebbero essere rese note già nelle prossime ore. Le vittime, vite spezzate. Salvatore Turdo aveva solo 23 anni, lavorava saltuariamente come muratore e sognava di aprire una sua impresa edile. Massimo Pirozzo, 26 anni, aiutava il padre nell'attività di famiglia, un piccolo negozio di alimentari a Monreale. Andrea Miceli, coetaneo di Pirozzo, era un ragazzo conosciuto e benvoluto. Aveva trovato da poco un posto come magazziniere. 3 ragazzi con una vita davanti, cancellata da una notte di follia. Bravi ragazzi, mai dato fastidio a nessuno, racconta in lacrime un parente di Salvatore Turdo davanti all'ospedale Civico. Non si può morire così, per una lite. La comunità sotto shock. Monreale si è svegliata attonita e incredula. Piazza Duomo, di solito cuore pulsante del paese, ieri è rimasta semivuota, avvolta da un silenzio surreale. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha proclamato il lutto cittadino. Una tragedia che ci spezza il cuore. Siamo vicini alle famiglie delle vittime. La violenza non deve avere posto nella nostra comunità. Nella piccola chiesa del Collegio di Maria, durante la messa domenicale, il parroco ha chiesto una preghiera per i 3 ragazzi uccisi. Dobbiamo fermare questa spirale di odio e di morte, ha detto durante l'omelia. Non possiamo rassegnarci a una società dove si uccide per nulla. Abbiamo una donna morta, soffocata, con la testa trovata nei sacchi di nylon, quelli che si usano per le verdure, trovata dentro i sacchi neri come se fosse spazzatura. C'è un indagato per omicidio, il marito, il quale dice: sono in Austria, ci sono belle signorine. No, ragazzi,
Sebastiano, esci da questo show! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.